Ok, bentornati, finalmente. Eravamo in diretta da un po', ma purtroppo non ci potevate vedere, almeno non su YouTube. Eccoci qua con il ballottaggi 2016. Sono iniziati a pervenire anche i dati ufficiali oltre agli exit poll, quindi adesso andiamo a rinunciare tutto in rapida sequenza. Andiamo subito ad est, dove stanno arrivando i primi risultati. Ci trasferiamo subito. Allora, ad est è in vantaggio la candidata del centro della destra, che è appoggiata da Forza Italia, Lega Nord, Lista Civica e Fratelli d'Italia. La candidata Roberta Gallana è in vantaggio con 55,88% su il candidato di sinistra Agukhari Stoppa, sempre difficoltà a dirlo ogni volta, e con il 44,12% lui si ferma. La percentuale di est comunque è stata veramente bassa, ovviamente la più bassa del Padovano, perché erano solo due nel Padovano i comuni al ballottaggio, Abano Terme ed Este. Abano che non risulta ancora scrutinata nessuna sezione di 18, mentre ad est ne risultano scrutinate 6 attualmente. Per il momento stiamo continuando a setacciare le zone e adesso abbiamo anche gli exit poll nazionali, quindi insomma vediamo un po' come si sta evolvendo la situazione. Ad ogni modo vedo che sono quasi tutti in via di scrutinamento, quasi nessuno mi pare dei comuni italiani abbia già terminato. Vediamo. A Roma sono messi quasi bene, a metà. No, in effetti non ha ancora finito nessuno, quindi andiamo agli exit poll. Sappiamo che Virginia Raggi sembra essere in altissimo vantaggio sull'altro candidato di sinistra a Roma. Mentre per l'affluenza, stavamo dicendo prima, anche al nostro pubblico in diretta su Periscope, che a Casina, a Reggio nell'Emilia, in pratica c'è stata una controtendenza rispetto a tutta la media nazionale, ovvero tutta la giornata questi dati di affluenza sono stati maggiori rispetto al primo turno di elezioni, quindi una buona media. Adesso invece ci portiamo all'affluenza, andiamo a vedere l'affluenza appunto del Padovano. Eccoci qua, un secondo. Allora, Abano Terme, adesso iniziamo ad elencarli appunto. Abano Terme aveva al primo turno delle 12 il 21,28% dei votanti, se ne sono presentati questa volta solo il 15,28%. Alle 19 il 54,13% nella scorsa tornata elettorale, questa volta 49,18%. Alle 23, quindi dato di chiusura definitivo, i votanti ad Abano erano 65,42 contro i 68,72 della tornata precedente in pratica. Ad est invece allora abbiamo i primi che erano delle 12 con il 15,65%, mentre nella prima tornata elettorale erano del 20,94%. Vediamo che è caduta anche qui. Nel secondo turno abbiamo avuto un 43,47 rispetto al 51,67 del primo turno, e ultimo dato, quello definitivo, del 59,11 rispetto al 66,68, quindi ad est c'è stata una minore affluenza rispetto ad Abano Terme, che ha perso solo 3 punti di affluenza. Allora, gli exit poll nazionali abbiamo Raggi in vantaggio con il 67,65% su Giachetti, che è fermo al 32,35%, a Milano Parisi al 48,23%, Sala al 51,77%, Torino sconfitta dell'uscente, almeno per ora, Fassino, che si ferma solo al 45,12, mentre Apprendino al 54,88%. A Bologna Merola starebbe battendo
Borgonzoni per il 55 su 45%, e a Napoli vince De Magistris con il 67,44 su Litteri, che si ferma al 32,58%. Adesso continuiamo, stiamo andando a vedere gli altri. Intanto vediamo se sono pervenuti ad Abano. Luca Claudio sarebbe in vantaggio per il 53,54% su Lazzaretto. Adesso vediamo anche se ci perviene Este. Este sì, 56,72% per Gallana, e il vantaggio si consolida. Quindi ad Abano per ora Luca Claudio supporta per il 53,50, quindi non è un grandissimo vantaggio, però insomma anche questo vale. Allora, nel frattempo che io annuncio questa bellissima cosa, guardate, pazienza che non ho la regia a quest'ora. Vediamo intanto se cambiano anche un po' i dati. Qua. Quindi anche il centrodestra sta vincendo ad Abano Terme. Fate pazienza che io non devo essere multitasking, è difficile come cosa. Andiamo subito a vedere invece i dati definitivi a Bologna. Ovviamente non sono ancora terminate gli scrutini, però Virginio Merola, appoggiato da PD, Lista Civica, Federazione dei Verdi, Lista Civica, sta battendo Borgonzoni, Lucia della Lega, Forza Italia, Lista Civica, Fratelli d'Italia e Lista Civica. In vantaggio con il 55% attualmente, quindi insomma non è un vantaggio fulminante, però insomma ecco, c'ha il suo vantaggio. Nel frattempo vediamo, avete pazienza, devo anche vedere se ci state scrivendo da casa, quindi adesso apriamo anche i commenti se li trovo. Da qualche parte sono sicuro, li avevo visti. Così, se me li dà, eccoli qua. Ecco, adesso mi vedo. No, perfetto, non ci sono commenti, quindi sono contento, perché sennò non me ne accorgo, poveri me. Poveri voi più che altro, povero me. Io non so le cose. Merola perde un pochetto su Borgonzoni, ma punticini, quindi sembra effettivamente che Merola abbia vinto a Bologna. Adesso andiamo a vedere Roma, dove sembra che stia vincendo la Raggi. Sì. Sia a Roma non c'è storia. Adesso hanno scrutinato solo 1458 su 2600 sezioni, aspita se ne hanno, e Virginia Raggi è in vantaggio al 67,59%. Stiamo vedendo già in diretta anche le immagini a Roma, dove si fa festa ovviamente. 67,59%, quasi a metà dei seggi, è veramente un ottimo risultato, perché a meno che in quei seggi pochi che non hanno ancora scrutinato il risultato si ribalti, ha vinto Virginia Raggi con il Movimento 5 Stelle a Roma, mentre Giacchetti si ferma al 32,41%. Insomma, una tornata elettorale avvincente, ma soprattutto è avvincente la tornata elettorale è quella di Torino, perché il sindaco uscente Fassino sta veramente perdendo alla grande contro l'altra candidata che è Apprendino. Sta perdendo veramente tanto contro il Movimento 5 Stelle, anche qui il Movimento 5 Stelle sta vincendo. Quindi Appendino Chiara con il 54,72% sta battendo Fassino Piero Franco Rodolfo
ammazza che nome, con il 45,28% si ferma lui. Adesso torniamo nei nostri piccoli comuni di Padova e provincia. Allora, non sono ancora finite, però vediamo se sono pervenuti altri dati da altre sezioni. No, però è quasi sicuro appunto che Gallana abbia vinto ad Este e Luca Claudio ha un vantaggio considerevole, quindi insomma adesso vedremo cosa viene fuori dagli ultimi, però insomma possiamo quasi sbilanciarci che Gallana stia vincendo, perché adesso è il 56,72. Adesso diamo la notizia. e 72%, dicevamo Gallana. A parlare poi uno si distrae e scrive cazzate, cazzo. Appunto stavo per scrivere delle boiate, poveri quelli di Est che poi si trovano delle schifezze e obrobri proprio di quelli brutti. Intanto torniamo un attimo, ecco, grazie. Riusciamo, sì, bene. Ci siamo tornati anche di qua con la nostra rete. Beh, insomma, è buona come rete adesso, perché prima avevamo dei problemi veramente di rete. State pazienza che ogni tanto pure io c'ho sede che parlo da mezz'ora ormai, che magari voi di YouTube non mi vedete, voi di Periscope sì, che è un bel po' di più rispetto, che sto a parlare qua. Quindi Gallana è in netto vantaggio appunto ad Este. Vediamo se a Luca Claudio abbiano aggiunto altri seggi. No. Andiamo in generale, vediamo un po' se qualcuno ha terminato a Chioggia. Caspita, quante sezioni che hanno a Chioggia, non le sapevo. San Giovanni Lupatoto ha finito nel Veronese. Vediamo chi ha vinto a San Giovanni Lupatoto. Gastaldello Attilio vince a San Giovanni Lupatoto con il 67,93%. Insomma, buono. Giovanni Lupatoto. No, è finito. San Giovanni Lupatoto. Si chiama così. (67,93). Buonissima maggioranza. Che lavoro, sì. Allora anche San Giovanni Lupatoto è da archiviare. Oderzo, vediamo. Andiamo a Chioggia invece. Sono interessato da Chioggia. Andiamo a vedere Chioggia. E il Movimento 5 Stelle è in netto vantaggio anche a Chioggia. Il Movimento 5 Stelle sta sbancando questa sera insieme al centro-destra, mentre la sinistra sta veramente perdendo tantissimo, perché eccetto a Bologna e a Napoli, aspetta un attimo che non vorrei dire una cazzata,
Dove sono? Bologna, sì, a Bologna e Napoli, che sono le uniche, nelle altre parti sta perdendo proprio in un modo indiscriminato. Vediamo. Che poi il PD non ha vinto a Napoli, perché a Napoli è di sinistra il sindaco, ma non è del PD. Non è appoggiato dal PD De Magistris, ma dai Verdi, Repubblicani Democratici. Quindi il centro-sinistra, vediamo qui a Milano cosa mi dicono. Milano forse ma è molto breve il distaccamento, per carità. Sala starebbe vincendo in questo momento. Sala starebbe vincendo con il 51,79% contro Parisi che è il 48,21%. Attenzione perché quello di Milano sembra essere uno scontro molto molto aperto, perché mancano ancora quasi 200 seggi e può cambiare veramente molto a Milano. Milano lo teniamo lì. Mentre appunto stavamo dicendo, sembra non esserci più storia a Torino dove Apprendino sembra aver vinto su Fassino che a questo punto al 45-53% veramente dovrebbe pensare in un miracolo per poter sorpassare, altrimenti non vedo altre soluzioni. Intanto vediamo se ad est abbiano terminato o no, nonostante tutto gli mancavano 2 sezioni, non le hanno terminate. Stavo dicendo, ecco, invece si consolida la posizione di Chioggia, del candidato 5 Stelle a Chioggia. Ferro Alessandro sta vincendo col 59%. Quindi insomma sembra una vittoria schiacciante. Ci vediamo. Poi dove è finito? Quindi insomma così stanno andando le elezioni, sembra che il centro-sinistra veramente stia perdendo molte molte piazze. Adesso vediamo come continuano qui. Esatto. Sì, stanno uscendo le proiezioni. Adesso le stiamo un attimo osservando, ecco. Sì. Ad est, signore e signori, il PD ha perso, vince il centrodestra con appunto Gallana, stavamo già dicendo da un bel pezzo, sembra che abbiano ormai i risultati siano questi definitivi, mancano le 2 sezioni, ma appunto servirebbe un mezzo miracolo per colmare 1000 voti, sono tanti su 13.000 elettori, soprattutto tenendo conto di una bassissima affluenza e quello da recuperare su Gallana, quindi insomma Gallana ha ormai il 100% di probabilità di diventare il nuovo sindaco di Este. Luca Claudio sembra riconfermarsi ad Abano. Adesso vediamo un attimo. Che oggi ormai è una, una realtà a sé stante. Vediamo se sono arrivati dei dati un attimo.
più freschi. Chioggia è la più svelta a dare, a parte San Giovanni Lupatoto che ha dato subito, mi sa che no, non è l'unica, per carità, però Cattolica, Cesenatico, Ravenna hanno dato no, non Ravenna, scusate, Pavullo nel Frigiano, San Sepolcro, Castelfidardo, vediamo chi altre. No, le altre non hanno dato niente, ovviamente nelle regioni a statuto speciali lo spoglio inizia domani mattina, il ballottaggio. Buonanotte Diego, sì, grazie. Andiamo a vedere un po' di affluenza. Eccoci qua. L'affluenza ad Adria nel Rodigino è stata del 68,25% nel primo turno, oggi solo 54,36% è andato alle urne, insomma anche lì abbassamenti, si sta abbassando un po' dappertutto. Decisamente, insomma, un po' così che va. Torniamo nei nostri effettivi. Come sta andando Virginia Raggi al 67,38%, ormai non c'è più storia a Roma. Invece è ancora aperta tra Sala e Parisi a Milano, dove non pervengono nuovi voti. Torino, ormai anche lì Fassino sembra spacciato. Bologna e Merola sembra il nuovo sindaco di Bologna, idem De Magistris a Napoli. Questi sono i risultati, insomma, a parte quello di Milano che continuo a dire è molto entusiasmante da seguire, che adesso infatti andiamo a seguire, se troviamo dove è finita Milano, che è stata sepolta dalle altre città. Un attimo, eccola qua. 1100, attenzione, no, ormai sembra che abbia vinto Giuseppe Sala, che però dovrà dimostrare come poter governare, visto che aveva un problema di ineleggibilità. Come avrà fatto a candidarsi se non era eleggibile non lo so, però lui è del PD, tutto può. Quindi Milano sembra tenersela stretta il PD, almeno per ora, insomma. E poi si vedrà, insomma, se eventualmente cadrà, ma ne dubito. Per ora il PD sembra tenersi in Milano. Andiamo a vedere un attimo gli altri. Stiamo facendo ovviamente il giro, e quindi insomma ci vuole un po' di tempo perché giriamo tutta l'Italia, ma calma e sangue freddo che arriviamo dappertutto. Allora, torniamo in generale nelle nostre città venete. Chioggia continua a rafforzarsi quasi al 60%, ferro del Movimento 5 Stelle. Ad Abano Terme ormai non c'è quasi più storia, Luca Claudio sembra essere riconfermato sindaco e Gallana sembra nuovo sindaco, scusate, di Este. Andiamo a vedere Adria nel Rodigino. Adria, eccola. Adria con il 64% sembra vincere anche qua il centrodestra, con Forza Italia, Lega Nord, Civica Fratelli d'Italia, Barbugiani, Massimo sembra vincere ad Adria, quindi insomma anche qui il PD che si ferma solo col suo candidato Zambon al 35%, è stato stracciato ad Adria solo dopo la metà dei seggi scrutinati, quindi insomma è quasi un risultato definitivo. Come si chiama? Barbugiani.
Quanto ha Barbugiani? 64,63 su Zambon. Bene. Eccoci qua. Adesso continuiamo perché insomma Adria la accantoniamo per ora. Andiamo a Bovolone adesso. Bovolone dov'è? Dov'è Bovolone? A Verona, eccola qui, sotto Verona. Sta vincendo una lista civica col 59%, Mirandola batterebbe Minozzi della Lega. Qui non ci sono grandissime coalizioni, anzi proprio per niente. Il PD qui si è fermato al primo turno con solo il 7,42%, non deve essere molto amato in zona. Nessun sindaco di partito in questa città, un sindaco di una civica, bene. La democrazia ha fatto il suo corso, anche qui andiamo a vedere adesso Oderzo che è a Treviso è Oderzo, scusate. Anche qui Lega Nord sta vincendo con Scardallato, 12 sezioni su 20, hanno già passato anche qua la metà. Scardellato, scusate. Sta vincendo con vediamo, perdonatemi, errori di battitura, portatemi via, siamo a terzo, 67,97%. Allora, vediamo, continua il vantaggio a Roma della Raggi con il 67,34%, Giachetti con il 32,66% si sta ancora fermando. A Milano Parisi 48,25%, è ancora in perdita su Sala che è al 51,75%, ma con soli 100 seggi da scrutinare. Penso, adesso vediamo quanto è la differenza, ma penso che abbia vinto appunto il candidato di sinistra. Eccoci qua un secondo perché ce ne sono un po'. Bovolone, e c'è ancora Bovolone qui che attende vendetta, reclama vittoria. Roma, Napoli, eccoci qua. A Milano i voti che separano, insomma, 233.000 Sala e 217.000 Parisi. Insomma, c'è una differenza che è notevole. Adesso se l'affluenza in quei due seggi non è stata enorme, in quei 100 seggi, scusate, penso che Parisi abbia perso, penso. Anche se appunto non ha una maggioranza veramente forte Sala. Quella di Milano è stata veramente una sfida accesa fino all'ultimo, diciamolo, perché insomma Milano sicuramente. Adesso torniamo dal mio amico Casina a Reggio Emilia
perché sono incuriosito, intanto perché è stato, come vi ho già detto, il comune che ha invertito la tendenza, quindi insomma sono un po' curioso di sapere come sia effettivamente andato. Vediamo, Casina, eccolo qua. Non ha mandato nessuna sezione, incredibile. Casina avrà anche avuto l'affluenza maggiore, ma non ha ancora mandato nessuna sezione. Si competono due civiche, quindi a Casina comunque sono solo due civiche. 4.000 abitanti, 4 seggi e non li hanno ancora scrutinati. Non parlo più perché è meglio. Non si sa come mai, vabbè. Eccolo qua. Gallana, dato definitivo, ha vinto ad Este, dato definitivo con il 57% vince ad Este. Allora, ecco, adesso facciamo un attimo di sala stampa. Eccoci qua. Portate pazienza perché devo fare, come al solito, il lavoro della regia che a quest'ora, mezzanotte e mezza, non c'è già più. Furbi loro che se ne vanno. Portate pazienza. Che fatica. Spero siate andati a votare oggi perché insomma l'affluenza è stata veramente in calo, però spero che almeno voi che state guardando questa tornata ci siate stati a votare perché se no. Perdonate un attimo, pazienza con il 57-25 Gallana, il nuovo sindaco. Eccoci qua. E quindi anche Est si può archiviare perché effettivamente l'abbiamo ricevuta del tutto e via Este. Ali. Adesso aspettiamo di vedere se ad Abano terminano. No, non si muovono più ad Abano. Che noia. Mannaggia loro. Andiamo a Chioggia, dove si muovevano già direttamente di più. Ed era in netto vantaggio. Ecco, sindaco eletto anche a Chioggia, insomma, a Chioggia hanno già terminato. Chioggia sono più veloci. Sindaco eletto con il 59% del Movimento 5 Stelle, quindi anche qui veramente, veramente bene, una buona maggioranza anche a Chioggia. E facciamo sala stampa anche qui. Ok, fate pazienza. Eh, 59, non ha vinto lui. 59 e 80. Buono.
Bene, insomma, iniziano ad arrivare i dati definitivi. Ecco, a Milano hanno quasi terminato. È morto qualcuno. Morto qualcuno. Portiamo un attimo pazienza. Ok, questa è Chioggia, che non confonda anche i dati. Eccoci qua. Allora, andiamo un attimo in pausa pubblicitaria, portate pazienza, torno subito. Rimanete qui con noi, Eccoci qua di nuovo, bentornati. Portate pazienza, ogni tanto succede che anche il presentatore se ne debba andare per cose che non sono molto chiare effettivamente. Vabbè, lasciamo perdere. Ecco, sono tornato anche su YouTube. Scusate la diretta un po' rallentata, ovviamente. Stavamo dicendo appunto che i dati sembrano definitivi e a Milano, a Roma, insomma, questo è matematica, quindi insomma non ci si oppone alla matematica, diciamo. E torniamo sulla nostra diretta, eccoci qua. Eccoci qua, eccoci qua. Anche Chioggia va ad archiviare, via. A Bovolone. Vediamo se a Bovolone abbiano terminato. Sì, a Bovolone hanno terminato, anche a Bovolone. Stanno andando veloci ultimamente. Chissà come mai. Facciamo un po' di sala stampa anche a Bovolone. Che ha vinto a Bovolone. Mirandola. Il 57,36. Mirandola. 57,36. C'è già una conferenza di sala a Milano. È quasi terminata, in effetti lo spoglio e ormai Parisi ha perso. Per poco, veramente per poco. È stata molto emozionante, come l'ho già detto, questa sfida a Milano. Molto, molto, molto. Non ce l'hanno fatta per un centinaio, penso, di voti, però insomma ci hanno provato, ecco, come si suol dire, almeno ci hanno provato. Eccoci qua. Vediamo, continuiamo ad andare avanti. Bovolone lo archiviamo anche Bovolone. Casina non hanno ancora, mi sta a cuore Casina, ecco.
con il 55% costi sta vincendo. Ciao, poveretti, ce ne hanno uno e neanche quello. Eccoci qua. Ad Adria, l'avevo già annunciata Adria, mi sa. State pazienza, Adria no. Adria abbiamo il definitivo, quindi se la ripesco, eccola qua. Nel Rodigino Adria era appunto quello di prima, Burbugiani e Massimo detto Bobo. Ma perché detto? Io non ho capito perché devono mettere il detto, cioè o ti chiami così o ti chiami colà. Detto, non lo so, vabbè. Sono delle elezioni, ma comunque va bene. Allora facciamo anche qua sala stampa, sarà complicata qui la sala stampa effettivamente per il cognome del candidato, ma portiamo pazienza. Ups. Ehm, Barbugiani. Barbugiani. Sa- sì. Ah, Adria. Che schifo. Ponil, quanto ha fatto Adria? 64,3. Barbugiani, vediamo se l'ho scritto corretto. Barbugiani. Me ne vogliano se sbaglio, ma insomma non posso essere così, però insomma, stiamo pazienza. Allora, andiamo da Adria, eccola qua. Anche Adria fa la sua sporca figura. Eccolo qua. Continuiamo il nostro tour per le città venete. Adria la archiviamo. Mancava Abano che continua da mancare, non si capisce come mai Abano sia bloccata. Abano è bloccata, anche l'altra volta si era bloccata Abano, non ha tutte ste sezioni, però eh, e Oderzo manca. Anche Oderzo, ne manca una a Oderzo. Vediamo se si muovono anche a Oderzo. Comunque Scardellato sembra in netto vantaggio, anche se non c'è il lato definitivo. Manca. Eh, stanno arrivando un po'. Stanno tutti andando a fare conferenze stampa, ce ne abbiamo 7 in contemporanea su tutti i monitor, non si capisce più niente. Vediamo dov'è Mentana, eccolo là, c'è anche Mentana da qualche parte, quindi anche lui, poveretto, ha la sua fetta di nostro teleschermo, non lo vedete neanche, è un po' più in là. Anche Mentana c'è, ci sono tutti. Le conferenze stampa sono caotiche, questo ve lo dico già da subito. Infatti non si vede niente dai nostri teleschermi perché giornalisti che ne sa bizzeffe. E quindi vediamo.
Se abbiamo altri dati definitivi ad Abano Terme, eccolo qua, Abano Terme ha finito, 52%, breve maggioranza ad Abano Terme per il nuovo sindaco. Abbiamo pazienza, eccoci qua. Quindi con il quanto è? 52,33%. No, non è il nuovo sindaco, si riconferma. Ricordiamo che Luca Claudio era un po' criticato, soprattutto per quello che ha fatto stamattina, che pochi hanno visto, che ha tappezzato la sua stessa città di volantini ovviamente abusivi su tutti i gazebo. Vedremo se lo sanzioneranno, io spero di sì, perché insomma comunque i comportamenti illeciti andrebbero segnalati e chi se ne frega che insomma sia il sindaco, anche se era già il sindaco, non è che può fare quello che gli pare. Abbiamo un piccolo problema di sovraccarico e si è bloccato il server. Grandissima cosa. Grandissimo che si è bloccato il server. Conferenza stampa anche, non so dove. Portiamo pazienza. Non lo vedo. Si è bloccato il server proprio nel momento del bisogno, com'è possibile? Che miseria. Tocca mettere il control. Un attimo. Tutto. Portiamo pazienza però. Vediamo se siamo rimasti in diretta perché non saprei, ecco, sì, siamo in diretta perché si era un po' bloccata la situazione, quindi non volevo aver perso la connessione. Adesso vediamo, eccoci qua. Mezz'ora. L'Abano Terme non va niente. Non andiamo noi della sala stampa, non va nessuno ad Abano Terme, basta. Non se la fila nessuno. Andiamo a cerca Abano Terme. Eccola qua. Abano. Vai. Vai però. Alleluia. Anche Abano Terme è fatta, insomma. Bene, bene. Quindi archiviamo anche Abano Terme od Casina, vediamo Casina. Casina non ha ancora finito, è un casino, 4 segge non hanno ancora finito. A Oderzo neanche a parlarne. Andiamo nelle città più grandi, vediamo se effettivamente sono effettivamente effettivi. A Bologna no. Stanno facendo tutte le conferenze stampa senza i dati effettivi. A Roma neanche, non è effettivo. A Napoli idem con patate. Vediamo a Milano, neanche. Quanti gliene mancano? Una decina a Milano per aver terminato. E a Torino
19 per l'esattezza. Cioè ammazza e non danno i dati definitivi, comunque sono definitivi quelli che vi ho detto finora, quindi a Roma vince la Raggi, a Milano vince Sala, Torino Appendino vince sull'uscente Fassino, a Bologna Merola e a Napoli De Magistris. Insomma, molte vittorie, qualche sconfitta, ma il PD si è veramente preso una di quelle sconfitte epiche, perché ha perso praticamente dappertutto il PD. Io sto facendo da più di 2 ore tutti questi dati, no? Au, ce ne fosse uno del PD che ha vinto. Vediamo nelle cittadine venete, me le sto riguardando, No. Le cittadine venete il PD non c'è più. Ha perso ovunque. Sappiatelo, anche le sue coalizioni hanno perso. Ad est ha vinto una coalizione di destra. A Chioggia il Movimento 5 Stelle, che ha preceduto di poco il candidato del centrodestra, appoggiato anche dalla Lega. La Lega è stata battuta di 10 punti da una lista civica anche a Bogolone, PD assente anche qui. Ad Adria idem, il PD staccatissimo veramente con Zambon che si ferma solo al 35%, veramente veramente indietro rispetto al candidato del centrodestra, coalizioni con il 64% Barbugiani, e ad Abano Terme appunto coalizioni, ormai solo liste civiche, perché è stato abbandonato Luca Claudio praticamente dalle altre forze. Adesso non so se sia stato espulso per quelle questioni che l'avevano investito, tutte quelle vicende losche che per ora si sono concluse con un nulla di fatto, però attualmente è solo candidato con delle civiche, Luca Claudio, che ha vinto veramente di poco, 1000 voti in una città di 16.000 abitanti. Non ha vinto con molto Luca Claudio sulla candidata di sinistra Lazzaretto, e questa si è appoggiata dal PD, e quindi anche qui il PD è stato spacciato. Adesso vediamo nelle altre dove stiamo seguendo, a Oderzo, che non è ancora definitiva, ma il PD si è fermato al primo turno, il PD con 1454 voti, appena il 13,94%, quindi bassissimo anche qui il PD. Andiamo a vedere, intanto dovrebbero essere arrivate altre. San Giovanni Lupatoto, sparita San Giovanni Lupatoto, perdonatemi che la vado a cercare. Eccolo qua. San Giovanni Lupatoto a Gasteldello con i 67, adesso non mi ricordo di cosa sia, vediamolo subito. Portate pazienza perché lo devo trovare. San Giovanni Lupatoto a Verona, è della Lega il sindaco. E dov'è il PD? Eccolo qua, Covantini, fermo ancora la prima tornata elettorale. Anche qui il PD non c'è. PD è veramente stato escluso dalle grandi città. L'unica che ha vinto è a Bologna. Per ora l'unica che vedo, ma è con una coalizione, non è il Partito Democratico che corre da sé, ma una coalizione a Bologna, Merola,
con il 54%, quindi neanche troppo altissimo come risultato su Borgonzoni, che è di una coalizione di destra. Candidato del Movimento 5 Stelle fermo al primo turno. Vedo che ce ne sono parecchi anche di civiche qua a Bologna. Vediamo se abbiamo altri dati definitivi. No. Vediamo se ci sono i titoli, se abbiamo già i titoli delle prime pagine. Ok, vedo che le altre testate giornalistiche avevano i dati, eccoli qua, tutti in instant poll già confermati. Infatti 5 testate giornalistiche che vedo qua hanno cancellato addirittura i dati perché hanno fatto dei flop tremendi. State attenti a non mettete i dati in instant poll che magari sono sbagliati e poi ve la prendete in quel posto lì, appunto. Loro le prendono sempre. Campagna velenosa. Beh, insomma, così sta andando, non è male. Il PD è veramente male, francamente ha fatto un disastro. Politicamente parlando il PD ha fatto un disastro nella sua campagna. Renzi deve un attimo prendere in mano il suo partito, veramente mettersi una mano sulla coscienza e Renzi, guarda che il tuo partito qua non sta più a correre. Molto soddisfacenti i risultati del Movimento 5 Stelle e della Lega. Lega che ha veramente preso molti seggi come il Movimento 5 Stelle e con ampie, veramente, adesso mi sfugge la parola, ampie viste, diciamo. Aia. Mi sono dato una sportellata, perfetto. La regia non si chiudeva, adesso l'ho convinta a chiudersi. Allora, continuiamo il nostro tour perché insomma non è finita qui, insomma ce ne sono ancora delle altre da scrutinare, per carità. Siamo a Oderzo non ha ancora terminato, anche se insomma ormai è definitivo che abbia vinto scartellato, quindi non serve neanche che facciamo un proclama. San Giovanni il Lupatoto, appunto, stavamo discutendo prima. Manca solo Oderzo in Veneto. Solo Oderzo. In Lombardia ne mancano pochette, Milano manca ancora da finire, Ro e Arcore ha finito, Caronno Pertusella deve ancora consegnare. Il Lazio sono veramente indietro, in Molise, nonostante ne abbiano solo una, non l'hanno ancora terminata. Cosa ci vuole? Signori, diamoci una mossa. In Puglia, in Basilicata, in Calabria, in Sardegna sono tutte ancora aperte le partite, eccetto a Ruvo di Puglia dove è già arrivato qualcosa. Vediamo un po' di risultati di Ruvo di Puglia. Ha vinto il Partito Democratico. Solo al sud vince il Partito Democratico ancora.
Grottaglie, è pervenuta a Grottaglie, chi vince a Grottaglie? Sinistra, ma non sostenuta dal PD. Anche qua il PD non c'è. Signori, il PD ha perso letteralmente le staffe. Fasano, sempre in Puglia, Fasano, cara cittadina, del PD il sindaco eletto con il 53% contro... ma è molto appoggiato. Non corrono neanche. La Lega corre solo al nord, non c'è neanche al sud. Boh. Andiamo a vedere un po' in Campania, eccola qua, Caserta, andiamo a vedere Caserta che mi pare buona come città. Caserta vince il PD, sostenuto da un'ampissima maggioranza, subito dietro il Fratelli d'Italia. Castellammare di Stabia, dove gioca la Juve Stabia. Guarda chi si ritrova, un altro del PD. Sì, dove ha vinto il PD non c'erano molte altre soluzioni, in realtà. Questo lo noto. Proviamo ad andare a... no, vuoi andare nell'unica dove... ad Arcore. Andiamo ad Arcore. I risultati di Arcore, un sindaco del PD, seguito a breve distanza, eccola qua, qua c'è anche la Lega, e il Movimento 5 Stelle si è fermato veramente distante. Vediamo cosa dice qualche esponente. Vediamo se ce l'abbiamo qualche esponente che non sia lui. Eccoci qua. Andiamo a vedere un po' di esponenti. Abbiate pazienza che si carica. Vediamo questa scritta di Massimo Bitonci, esponente della Lega, sindaco di Padova attualmente. La sconfitta di Fassino, presidente ANCI a Torino, dimostra come un sindaco non debba passare tutto il suo tempo a Roma ed in giro per il paese. Il sindaco deve stare tra la sua gente ed occuparsi non solo di temi nazionali, ma dei problemi reali dei suoi cittadini. Concordo quello che dice Bitonci. Adesso ci sono un po' di effettivamente di portiamo pazienza perché bisogna anche trovarli. Tra poco più invece di sarebbe l'una, in realtà stiamo occupando il telegiornale e quindi tra poco anche il telegiornale, per carità, però oh, sparito. Che fine ha fatto? Gli esponenti sono effettivamente spariti, non... Ah, ecco. Anche a Trieste sembra che sia Paolo Roberti. Vice sindaco Pierpaolo Roberti
eletti sindaco Roberto Di Piazza a Trieste. Anche lì ha vinto la Lega. Eccoci qua. Ma se blocca. Eccoci qua negli esponenti. Che però non hanno più. Strano, oggi non hanno twittato un granché. Renzi è sparito, signori, Renzi è sparito dalla faccia della terra. Si sa dove sia finito. Oderzo ha dato sti risultati definitivi. Oh là, Oderzo. Sono arrivati i risultati definitivi, finalmente era ora. Signori di Oderzo, non capisco cosa stavate facendo. Fate un pochissimi seggi. Ah, Cristo santo. Eccoli qua i dati definitivi di Oderzo. Scardellato è il nuovo sindaco. Maria, Scardellato Maria. Quanto ha vinto Scardellato? 67,99. Eccoci qua, anche Oderzo abbiamo fatto. Non ne ho esaminate moltissime, ma in generale il PD ha vinto solo 2 delle grandi piazze importanti, quella di Milano e quella di Bologna. Vediamo se è definitivo a Bologna. Se sbrigano mai. E Bologna no, ne mancano 5 di sezioni. 5. Andiamo a Milano. Ne manca una. Prendete per il culo a Milano. A Milano ne manca una. Comunque Sala ha ridotto il suo vantaggio da 52 a 51. Veramente pochi. Una manciata di voti. Sì, perché Parisi in questo seggio ha veramente riconquistato. In questi seggi che dicevo, era una cosa. Ecco qua, conferenza stampa della Raggi, neo sindaca di Roma. Ormai non c'è mai stata storia, francamente, a Roma per quanto mi riguardava. Aveva già vinto in anticipo la Raggi. Cioè, poteva già mettersela via, non fare niente, perché aveva già vinto a occhi chiusi contro il candidato del PD Giacchetti, che francamente non aveva convinto nessuno, ed è di un'ampia coalizione. Adesso vediamo al 67,23, veramente ampio come margine. Su 32 solo che si è fermato l'altro candidato. Insomma sì, così vanno le elezioni. Noi siamo in diretta, ricordiamo,
Attualmente siamo in diretta, eccoci qua, su YouTube e su Periscope, in questa grandissima diretta. Perdonatemi che sto guardando un attimo qua. Sì, è da un po' che siamo assieme, per carità. Non ve voglio dire niente, però. Allora, signore e signori, stiamo per concludere questa grandissima serata assieme, perché ormai i risultati sono arrivati, quindi possiamo dire che a Roma vince Virginia Raggi del Movimento 5 Stelle, a Milano per poco vince Sala del PD, a Torino sconfitto clamorosamente, direi io, il PD. E potrei riassumerlo veramente con le parole di Bitonci, sì, effettivamente Fassino forse doveva occuparsi più dei suoi cittadini, visto che si era fatto eleggere sindaco, e meno degli affari un po' in generale dell'Italia, perché o stai nella politica italiana o in quella locale. Se fai entrambe le cose rischi di fare male, è meglio fare una cosa e farla bene che due fatte male. A Bologna Merola non vince con un'ampia maggioranza, però anche qui il PD vince. E Napoli il centro-sinistra, eccetto PD, vince con De Magistris con il 66,85% contro Lettieri. Ogni volta lo pronuncio con vabbè, poveretto lui, quella roba lì, come si direbbe da me. Ma a Napoli hanno terminato, mi sa. Andiamo a vedere se Napoli ha terminato effettivamente. Mi pare di sì, Questo è Torino, Napoli, eccola qua. Napoli, sì, ha terminato. Napoli è la prima grande città a fornire dati ufficiali, quindi ufficialmente con il 66,85% De Magistris è il nuovo sindaco a Napoli. E insomma, ho detto tutto. Non penso di dover dire nient'altro. Mazza quanti. C'era anche il Partito Comunista a Napoli. È il Partito Comunista dei Lavoratori. Cioè non c'era più un comunista normale, c'è anche quello dei lavoratori. Vabbè, insomma, così va la vita. Virginia Raggi è ancora in conferenza stampa? La lasciamo lì in conferenza stampa. Ecco, adesso appena terminato di parlare Virginia Raggi, se ne va, vittoriosa, perché adesso il Movimento 5 Stelle ha vinto una piazza importante, importantissima, la capitale, signori. Il Movimento 5 Stelle è riuscito, fondato da Beppe Grillo e dalle Ceneri, pian piano, prima con Parma, e adesso è arrivato alla capitale e a tanti piccoli comuni. Chioggia, per esempio, qua nel Veneto è stata vinta dal Movimento 5 Stelle, e quindi veramente, veramente complimenti a questo movimento, complimenti veramente anche alla Lega, perché in quasi tutte le posizioni dove era candidata ha vinto. I miei complimenti, quindi il PD invece si deve fare un esame di coscienza, perché ha perso veramente parecchie posizioni strategiche, tanti ballottaggi li ha persi. Dove li ha vinti è perché era quasi solamente l'unica alternativa, o non ha vinto qualcosa di eccezionale, forse anche per la persona ha vinto più che per il movimento che rappresentava il partito, ecco. E quindi non penso debba festeggiare il PD. Il PD forse si deve fare un esame di coscienza molto profondo e ripartire da oggi, perché ormai è lunedì 20 luglio, e farsi un esame di coscienza, anche perché ottobre non è così distante e rischia veramente le penne il PD, perché se a ottobre perde, come diceva Renzi, se ne vanno a casa. Non so, facciano un po' loro. Io un po' di paura me la metterei, perché gli manca parecchie cose.
E se io fossi un elettore molto sveglio, diciamo che tutti questi regalini che ultimamente fanno vicino alle elezioni per, diciamo, attirare il pubblico, non so quanto varranno contro la vera volontà popolare in un'elezione ad ottobre. A meno che non abbiano da regalare molta roba, ma insomma ormai la gente si sente un po' presa per il culo. Vedete un po' voi. E qui non capisco perché, ma si è bloccata una telecamera. Ah, è stato arrestato. Bene, non sono più in diretta su Periscope perché a quanto pare è esplosa la telecamera. Così, tanto per fare. Penso che sia andata, sì, è andata in sovrariscaldamento la telecamera che stava trasmettendo di là. Portiamo pazienza, insomma. Io con questo penso di aver concluso, insomma, questa grandissima nostra diretta. Ormai i dati sono definitivi ovunque, a Napoli sono definitivi, a Milano manca una sola sezione che non si capisce perché non me la diano ufficiale, Roma è ormai inarrivabile, idem Torino, idem Bologna, quindi insomma questo è quanto. Ricordiamo ad Abano ha vinto la candidata poveretto, il candidato Luca Claudio, mentre ad est, stavo già pensando ad est, Gallana con risultati molto soddisfacenti, questo per la provincia di Padova. Bene, con questo noi abbiamo concluso e grazie per averci seguito. Tra pochissimo c'è il nostro telegiornale qui su Zwischimer Channel e quindi potete sempre rimanere connessi con noi. Andremo in onda tra poco più di 15 minuti, all'1:30 va in onda il nostro telegiornale nazionale, quindi rimanete sempre connessi su Zwischimer Channel. Bene, grazie per averci seguito e ricordate, la democrazia è una cosa importante, una bellissima cosa da esprimere e quindi io vi ringrazio se avete votato, anche se cioè, non dipende da quel che votate, ma che lo facciate. Bene, con questo ho concluso, grazie per averci seguito e rimanete sempre in contatto con Zwischimer Channel. Buona nottata e buon lunedì.